Andiamo a vedere un po' cosa succede in giro per il mondo, in particolare vediamo cosa succede a Bibione. Chiamo Enzo Chinellato, due parole su Bibione, magari poi integrerà Enzo, però Bibione, per chi non avesse ben conscio il sistema turistico italiano, dopo le grandi città d'arte, dopo ovviamente Milano, Roma, Firenze, l'Alto Adriatico muove dei numeri turistici che sono per noi impressionanti. Adesso non so esattamente il dato definitivo di quest'anno, però parliamo di 6 milioni, oltre 6 milioni. Okay, quindi confermate, anzi siete in crescita rispetto all'anno scorso, leggermente. Vabbè. 6 milioni per intenderci significa quasi la metà delle presenze che facciamo noi in Sardegna. Per cui insomma iniziamo a guardare cosa fanno i nostri, anche in qualche modo competitors, no? Per iniziare a capire come si muovono e se riusciamo a trovare delle buone pratiche. Questo è uno degli obiettivi di queste nostre giornate. Quindi grazie Enzo, a te la parola. Va bene. Buongiorno a tutti e grazie della pazienza, vedo che l'orario è anche impegnativo pomeriggio qui. Io in realtà non rappresento Bibione in questo momento qui, io sono un tour operator che si è inventato un turismo sportivo dai grandi numeri fatto in un periodo di bassa stagionalità. Perché Bibione? Ma in realtà è molto semplice, i miei andavano in vacanza a Bibione, negli anni 70 ho comprato un piccolo appartamento, quindi tutta la mia gioventù l'ho passata a Bibione, prima da ragazzino, poi da adolescente. Io vengo dal mondo della pallavolo e alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, iniziavo uno sport nuovo che era il beach volley e mi appassionai. E Bibione ha offerto e offre una spiaggia strepitosa per poter giocare a beach volley. E così è nata per scherzo. Io sono agronomo, ho lavorato per 20 anni per i consorzi di bonifica, anzi prima dopo la laurea in un centro di agrometeorologia, va bene, quindi tutto per caso. Però questa cosa è nata per gioco, come spesso succede. In questo momento è una realtà, la nostra, di tour operator, che fattura, speriamo quest'anno, i 6 milioni di euro, partendo dal beach volley e poi sviluppando, visto che facciamo beach volley e ha funzionato, abbiamo pensato a sviluppare altre idee legate allo sport. Di cose da raccontare, da dire, ce ne sarebbero tante. Adesso vorrei anche capire la platea, se è una platea di tour operator, per rendere più interessante la mia presentazione. Tra poco vi farò vedere un po' di video di quello che abbiamo fatto e realizzato. Se parliamo di beach volley, noi ci chiamiamo come tour operator raduni sportivi, ma in realtà non siamo conosciuti come brand raduni sportivi, siamo conosciuti come quelli della Beach Volley Marathon, siamo conosciuti come quelli del Bibione Beach Fitness, quelli del raduno calcio a 5 e poi vi racconterò tanti altri progetti. Quindi vi dicevo, il beach volley nasceva poi da un'idea banale. Alla fine, come dicevo, degli anni 80 il beach volley non si era sviluppato, io da pallavolista giocavo, mi hanno portato anzi un torneo all'Azzise, anche qui turismo sportivo legato al green volley, perché era il green che si giocava, e da lì mi è venuta l'idea di trasferire i campi sull'erba, portarli sulla sabbia. Quindi siamo negli anni, vi parlo, la prima edizione è stata nel 96, ma già nel 95 abbiamo organizzato la prima edizione, anzi ve la racconto brevemente. Appassionato di beach volley, acquistai con l'aiuto dell'amministrazione locale di Bibione una tappa del campionato italiano di Serie A, va bene allora. E quindi col contributo del comune, che era anche un contributo importante, 20 milioni di vecchie lire, acquistai le tribune, pagai i montepremi, pagai i soggiorni, pagai lo staff e solamente pertanto così non ci rimise le penne. Io avevo appena finito di studiare, ero laureato, stavo lavorando all'inizio, quindi non avevo neppure risorse economiche. E finita questa esperienza, dico, ma porca miseria, ho organizzato un evento, va bene, per questi giocatori di Serie A che volevano la limousine, sto esagerando chiaramente, che volevano la rete se era più bassa di 1 centimetro, gli dava fastidio, tutte queste cose, una fatica enorme. No, fermi tutti. Organizzo io un evento di beach volley, ma lo faccio mettendo
un'organizzazione, va bene, un apparecchio, diciamo noi in Veneto, va bene, organizzando una cosa cool, bella, ma per gli appassionati, per tutti gli amatori. Questa è stata la sfida. E così abbiamo iniziato. E quelle 100 squadre, va bene, che inizialmente che siamo partiti nel 96, siamo arrivati a numeri, vi assicuro, pazzeschi. La Beach Volley Marathon quest'anno ha catalizzato oltre 20.000 persone. La spiaggia di Bibbione ci consente di allestire oltre 250 campi da gioco e dagli amici che mi hanno preceduto c'è, a me piace dire, una sorta di congiunzione astrale favorevole. Non siamo gli unici che organizzano eventi di beach volley, chiaramente, ma perché Bibbione sì e altri no, ni o molto meno? Non so rispondervi. Sì, Bibbione è una spiaggia molto grande, ma ce ne sono in Italia spiagge molto grandi. C'è una cosa interessante, che dopo magari lo sviluppo. A Bibbione, ad esempio, i nostri partecipanti soggiornano in località, tra l'altro soggiornano con un indice di permanenza molto interessante di 2,7 giorni, quindi 20.000 persone per 2,7 giorni sono presenze turistiche davvero interessanti. Quando? Metà maggio. Metà maggio significa 20.000 persone, quest'anno l'abbiamo fatto il 20, 21, 22 maggio mi pare, il prossimo anno 15, 16, 17 maggio significa o 20.000 persone o nessuno. E se piove 20.000 persone perché comunque vengono a giocare, oppure in caso contrario. Quindi è un esempio riuscito di turismo sportivo dei grandi numeri in questo caso. Quindi parlavo di congiunzione astrale favorevole. Allora, spiaggia davvero molto grande, 250 campi da gioco e vi assicuro sono 2 chilometri di spazi. A Bibbione, a differenza ad esempio dell'Emilia Romagna, c'è un unico gestore dell'intero arenile, quindi non è suddiviso per bagni, quindi questo facilita anche il lavoro di noi organizzatori. Bibbione è facilmente raggiungibile a 3 aeroporti, Treviso, Venezia, Trieste, l'autostrada A4 con l'uscita di 2 caselli, Lignano Sabbiadoro e Portogruaro, quindi facilmente raggiungibile. Questo è un altro plus in favore di Bibbione. E poi, per quanto riguarda i soggiorni, i nostri partecipanti sono squadre, si divertono. Lo stesso sport è molto interessante. Su queste 20.000 persone, lo split di gender tra maschietti e femminucce è del 49 e 51, in favore di maschi in questo caso. Lo dico perché la pallavolo è prettamente femminile e anche questo aiuta molto come sport, 10.000 ragazzi, 10.000 ragazze, terza guerra mondiale e quindi funziona anche da questo punto di vista. No, ve lo dico perché noi organizziamo un evento a 2.000 persone di calcio a 5 che ha altre dinamiche. Parlavo appunto di congiunzione astrale e di soggiorno. Noi la maggior parte, il 90% di questi partecipanti soggiornano in appartamento. Appartamento che significa all'interno di residence e significa la possibilità di fare un po' di confusione, va bene, dentro perché sono tutti amici. Ma la cosa bella è che le agenzie locatarie di Bibbione sono direttamente proprietarie di centinaia di appartamenti. Vabbè, questo cosa vuol dire? A differenza della vicina Jesolo, dove le agenzie locatarie gestiscono gli appartamenti dei privati, cambiano le dinamiche, cioè se io vado dal proprietario di un appartamento e dico scusami io sono l'agenzia, mi hanno fatto una richiesta per l'affitto di un appartamento, ah sì, bene, per quanto 3 giorni, e quanto ti danno? 100-150 euro, no, lascia stare, ma se tu sei proprietaria di qualche migliaio di appartamenti, io in colpo solo te ne compro 400 o 500, perché questi sono numeri reali. Noi da soli gestiamo 1200 appartamenti con questo evento, oltre a tutti gli hotel e oltre ai campeggi. Le dinamiche cambiano in un periodo comunque di bassissima stagionalità. Allora, altra alchimia che ha fatto sì che questo evento sia di successo. Siamo stati bravi anche noi dell'organizzazione a cavalcare questa cosa, a creare anche, e noi siamo conosciuti all'interno dell'evento anche per quelle famose feste serali che noi organizziamo sempre sulla spiaggia, i famosi spritz party.
e molta gente negli anni sta arrivando per le feste e noi dobbiamo tenere in equilibrio perché comunque noi vogliamo un evento sportivo, non vogliamo creare un rave. Non vogliamo creare un rave, questo è fondamentale anche perché basta un attimo per perdere un giocattolo che abbiamo fatto con un po' di fatica. Vabbè, vado alle ciance, vi fai vedere beach volley, che tra l'altro è un video anche di qualche anno un po' datato, va bene, però vi dà l'idea, innanzitutto dall'ampiezza della spiaggia, questi 250 campi da gioco, e qui giocano tutti, giocano amatori e professionisti. You will see me. Ok, questo è un video di qualche anno fa, avete visto Virgin Radio con Ringo, oggi sono già 2 anni, 3 che noi siamo seguiti come media partner da Radio DJ, quindi ci ha fatto fare anche un salto importante in termini di visibilità. L'evento con questi numeri ci ha consentito di cominciano ad arrivare gli sponsor interessanti. Avete visto la Mizuno che è stato il sponsor dell'evento, ma godiamo della presenza di Red Bull, di Mikasa, ne abbiamo parecchi, abbiamo comunque brand importanti. Come dico, io vi parlo ovviamente in veste di tour operator, quindi il nostro business sono quote di partecipazione, quote di soggiorno che gestiamo noi gestiamo anche tutta la parte del food and beverage, e con questi numeri qua mi è arrivata la Guardia di Finanza la settimana scorsa, dobbiamo fare un controllo. No, è la verità. Non la Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate. No, ve lo dico perché ho scoperto, non lo sapevo, ma un po' di polemica. La festa, va bene, questa festa che noi facciamo, ci hanno chiesto un obolo perché c'è l'ISI, imposta spettacolo e intrattenimento, e noi abbiamo detto ma noi stiamo vendendo una vacanza sportiva, cioè questi pagano l'iscrizione, è una vacanza sportiva, pagano la vacanza e all'interno hanno la possibilità di entrare dentro il villaggio internazionale, di avere dei sconti sulla piscina, sulle terme e anche le feste. No, va bene, no. Questa tassa vale il 16% sull'ordo della cosa. Sì, ho detto guarda, queste sono le chiavi, tu pagami lo stipendio e io ti do le chiavi. No, è una nota polemica la mia, scherzate, ma ahimè, è la verità. E quindi poi un po' all'italiana, che è la cosa più antipatica, vabbè, mettiamoci d'accordo un po',
vediamo un po' di trovare la quadra, no? Quant'è? 1 euro, 5. Vabbè, fine delle polemiche, va bene. E torniamo invece a questo giocattolo qui che ci ha dato la possibilità poi di dire, ma cavoli, noi non stiamo organizzando un evento sportivo, stiamo facendo turismo, perché i nostri partecipanti all'inizio ci chiedevano, ma dove posso dormire? Cioè, noi all'inizio non c'ero arrivato così, però ci sono arrivato abbastanza velocemente. Abbiamo riconfezionato questo evento qui, va bene, con un evento giovanile, quello che un po' ha raccontato anche l'amico che ci ha preceduto, cioè noi abbiamo riconfezionato, abbiamo detto alle società sportive di pallavolo, quando siamo partiti noi nel 98 ce n'erano 5.000, oggi sono 4.000, ma sempre numeri interessanti. La Federazione Italiana Pallavolo ci sono 300.000 tesserati nella pallavolo, più tutti gli enti di promozione sportiva, quindi numeri assolutamente interessanti. Parliamo della pallavolo, perché questi sono pallavolisti poi alla fine. L'abbiamo riconfezionato e abbiamo creato questo evento giovanile, è un trofeo Beach and Ball, dove ogni anno lo facciamo sia nel ponte del 1° maggio, sia la prima settimana di luglio, quindi scappando dal periodo scolastico, perdonatemi, con numeri assolutamente interessanti, 2.000 partecipanti nel ponte del 1° maggio o 25 aprile la seconda e la prima settimana di luglio riusciamo a catalizzare oltre un migliaio di ragazzi. Questo, vi risparmio il video, bene. Però altre idee che sono venute in quest'ottica qua di turismo sportivo che si possono, quindi fuori le idee, legate al fitness. Il fitness è trasversale, mentre il beach volley noi lo facciamo a maggio, comunque interessante, ma quelle 20.000 persone lì di maggio, noi lo ripetiamo a settembre l'evento, diventano 3.000. Perché diventano 3.000 a settembre? Stesso evento, stessa spiaggia, stesso mare, perché iniziano gli allenamenti. Quindi, quando noi pensiamo a un evento sportivo, dobbiamo tenere presente dinamiche importanti. In questo caso, il pallavolista inizia l'attività sportiva, quindi non viene la stessa società, lo stesso presidente guarda con sospetto uno che viene poi un weekend a divertirsi in prossimità poi dell'inizio del campionato. Ma ci sono attività che sono slegate ai campionati. Allora un'idea era quella del fitness, il fitness inteso nella sua accezione più ampia, Zumba, Pilates, kickbox, spinning, aerobica e chi più ne ha più ne metta. Siamo sempre partiti da un concetto di creare un evento fun, divertente e originale e quindi le famose convention di fitness, non parlo da quella più conosciuta che è la fiera, la Rimini Wellness, ma che è comunque una fiera che rimane dentro un bussolotto fiera, non volevo disprezzare, ma dentro la fiera, noi siamo sul mare e abbiamo creato un evento comunque molto costoso, poi magari, però di sicuro interesse, 3.500 persone, mi fai vedere gentilmente fitness? Pavimentiamo, siamo sempre nella stessa location, stessa spiaggia, abbiamo pavimentato 10.000 metri quadrati di pedane sulla spiaggia. Was building on a lecture, verses coming daily under pressure. Working on applying the scheme, the true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill, the breeze cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here, yeah. It's one shot, now the future is yours. Go. Turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the bars in the brakes. I'm talking one chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the camera, but the drummer passion never rests. Freedom is our teacher under pressure, now we blessed. See, I was so good for the good. There's one shot, now the future is yours. Go. Yeah. It's one shot, now the future is yours. Go. Evento fun, 3.500 partecipanti, ai quali si uniscono gli altri 3.000 che vi dicevo del beach volley, perché nello stesso weekend facciamo beach volley, il secondo appuntamento, e il fitness. Una clientela molto interessante, 90% donne, quindi molto interessante sicuramente, di un'età, mentre nel beach volley tra i 25 e i 35 anni di età prendiamo circa il 90% dei nostri partecipanti,
qui abbiamo veramente trasversale in termini di età. Prendiamo dalla studentessa, la famosa casalinga di Voghera, ma mentre elaboravo i dati vedevo sessantenni, ho detto vabbè 1, 2, 3, 4, 5, ce n'erano una ventina di sessantenni, ma ho scoperto che ci sono anche ultra sessantenni all'interno di questo evento che fanno magari 8 ore di step, perché il popolo del fitness è un po', sono matti. Ogni sport ha le sue dinamiche. Noi riusciamo a fare un evento di 20.000 persone col beach volley perché il beacher, il pallavolista è un fighetto, è educato. Noi facevamo anni fa un evento di rugby, beach rugby, va bene, ho speso anche $800 ho acquisito il dominio beachrugby.com dall'America, 400 rugbisti, bevevano una cosa meravigliosa come 20.000 pallavolisti e abbiamo dovuto annullare l'evento. Sono dinamiche queste interessanti, poi dico, prima che mi dimentichi, ricordo una cosa sul fitness. 400 rugbisti sono ingestibili. Allora, il maleducato è il calciatore. Il calciatore è maleducato. Tutti noi abbiamo amici calciatori, ci mancherebbe altro. Il calciatore fa branco. C'è poco da fare. Insieme questi qui fanno il disastro, va bene, il calciatore mi arriva con la Red Bull, la birra alle 8 di mattina, mi molesta le ragazze dello staff, sigarette, cosa, o un anno sì, un anno no, devo chiamare i carabinieri perché si scontrano. Il rugbista è diverso, il rugbista è casinaro, però un rugbista che mi arrivano in 12, un ascensore, 3.500 euro di danno, da un condominio mi hanno dato giù prima le angurie e poi un divano, e poi girano nudi. E poi girano nudi, no, c'è anche una cosina, no, che sono in televisione, non posso, ma sono molto fantasiosi i rugbisti, non abbiamo più potuto fare i rugbisti, ma vi dirò di più, abbiamo organizzato per 2 anni un camp di ragazzini, di rugbisti, come si dice che il frutto non cade mai, no, non possiamo permetterci, no, con tutto l'affetto, il mondo del rugby è meraviglioso. Io sono in provincia di Venezia, ma conosco la realtà. La Ghirada di Treviso ha un evento spettacolare di 4.000 ragazzini, che è il famoso trofeo Topolino di mini rugby. Quelli sono eventi eccezionali, averli, chiaramente. Però, per dirvi, sono difficili da gestire, va bene, questo. Volevo dirvi qualcosa del fitness, ma l'ho già dimenticato. Mi verrà in mente. Quindi direi, qui cosa abbiamo sfruttato? Abbiamo sfruttato ancora una volta la spiaggia, ci avvaliamo, alle nostre spalle c'è un villaggio turistico che è un plus per i nostri partecipanti, chiaramente il villaggio tiene 2.000 persone, qui ce ne sono 20.000 da una parte, 6.000 dall'altra, quindi siamo stati bravi a tenere in equilibrio. Noi ad esempio le feste che vedete durano 2 ore, durano dalle 7:30 alle 10:30 e poi via tutti, in modo che la località turistica possa goderne, ne possa beneficiare con i locali, con le discoteche, sempre un'ottica di collaborazione appunto con gli amministratori e gli imprenditori locali. Questo è molto importante, sempre avere quella sensibilità e quell'attenzione che ci consente di lavorare in sinergia. Poi di idee ce ne sono. Noi ad esempio, ancora una volta è andato un po' per scherzo, l'anno scorso, non so quanti di voi lo sappiano, però nel 2010 nasce una nuova disciplina legata al mondo del volley, si chiama snow volley, non è altro che il beach volley giocato sulla neve, se lo inventano i russi, gli austriaci se ne innamorano e la federazione internazionale sta cavalcando perché diventi un prossimo sport olimpico, quindi la pallavolo godrebbe di 2 Olimpiadi. E noi a Moena, mi fai vedere snow volley? L'anno scorso, come prima edizione, è un promo chiaramente, non volevo tagliarvi, va bene, ma solo per darvi qualche
input. Questo è un evento che ha portato a prima edizione 350 persone, il comune di Moena non avevano mai visto tanta gioventù, in realtà non è vero, il comune di Moena fa una cosa molto interessante, non so se lo sappiate, ma ospita la Fiorentina, ritiri della Fiorentina, calcio durante l'estate, si parla di 30.000 persone, mi raccontavano il sindaco, che arrivano giù a Moena a fare il ritiro, gli hanno costruito lo stadio proprio propedeutico per la Fiorentina, quindi c'è un mondo legato al turismo. Il nostro è turismo sportivo attivo, come avete capito, quell'altro è passivo, ma ha altrettanta valenza, interessante valenza, va bene, in termini di business. Questo un po', poi sempre in termini di idee, abbiamo cavalcato nel 2009, viene a casa mio figlio, mi fa, papà vado con la scuola a fare la settimana bianca sulla neve. Ok, conosciamo, da molto tempo si fanno queste gite scolastiche sulla neve sci, quindi sport. E allora mi viene un'idea, allora chiamo a raccolta qualche amico professore di scienze motorie e dico, ma senti, ma se invece dello sci organizzassimo invece, cioè alla vacanza facciamo una gita scolastica sportiva e magari legata al mondo della pallavolo, visto che mi appartiene, come sempre succede con gli amici, mi dicono, sì, forse, ecco, vabbè, quel sì forse oggi vale qualche milione di euro. Noi quest'anno abbiamo fatto 50.000 presenze, lavoriamo su 4 villaggi, 2 villaggi a Bibione, uno a Jesolo, a Scanzano Jonico, abbiamo aperto a Tarquinia, non abbiamo aperto noi, ovviamente utilizziamo un villaggio a Tarquinia, e a Riccione stiamo sperimentando negli hotel. Muoviamo circa 18.000 studenti. E come lo vendiamo questo? Qua c'è stata una furbata da parte del sottoscritto, perdonate, nel senso buono, che io sono andato in Federazione Italiana Pallavolo e ho detto, senti Federazione, tu hai uno sponsorino a 1 milione di euro, che è la Ferrero, attraverso il brand Kinder Sport. Io avrei un progetto per entrare concretamente nel mondo della scuola, no? Bla bla, va bene, con la maglietta Kinder. La federazione, e non era scontato, la federazione ha detto, no, aspetta un attimo che sento il mio sponsor, e oggi con un pizzico di orgoglio il contributo, o meglio la sponsorizzazione della Ferrero nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo è vincolata ai viaggi di istruzione, ed è l'unica federazione italiana del CONI che fa un viaggio di istruzione sportivo. Allora, il viaggio di istruzione è sicuramente una vacanza low cost, parliamo di studenti, sto parlando di studenti medie e superiori, però va bene, noi li portiamo all'interno di strutture e la gita scolastica lasciamo la scelta 2, 3, 4 giorni, 5 giorni, ma comunque dal lunedì al venerdì, quindi lascia comunque intonso il weekend, quindi molto interessante. E con questi numeri noi a Bibione abbiamo settimane in cui in ogni villaggio abbiamo 1.300-1.500 studenti. Vi faccio vedere un pezzettino, ancora una volta vedete le strutture che abbiamo e come anche la federazione ha fatto proprio giustamente questo progetto. Sì, sì. Volley S3, ricordiamo che è il progetto con cui la Federazione Italiana Pallavolo intende promuovere la pallavolo per i più giovani. Naturalmente uno degli interlocutori privilegiati è la scuola, e quindi quale migliore occasione se non attraverso la proposta di un viaggio di istruzione particolare, perché dedicato solo allo sport. Dicevo, quale migliore occasione per appunto avvicinare gli studenti. Da qui per la perfetta sinergia tra questa progettualità nuova, che è quella del Volley S3, che poi tanto nuova non possiamo più dire perché ormai è una certezza della Federazione Pallavolo, con un progetto che è storico, che trova oggi un forte legame col Volley S3, che appunto sono i viaggi di istruzione sportiva Beach and Volley School. Per tutto dobbiamo sicuramente sempre ringraziare Kinder Sport.
Vabbè, dopo non so se Beach Volley School è Sì, un non mi progetto interrompere, va bene. sportivo. Era solo per darvi un'idea appunto In della... collaborazione con Kinder Sport. Allora, io spero che possano essere validi spunti, perché conosco bene la vostra regione, conosco tra l'altro molto bene anche il presidente qui regionale che fa ottime iniziative legate al mondo della pallavolo, conosco molto bene la spiaggia del Poetto e queste possono essere delle idee importanti da poter sviluppare. Dopo, partendo da quello che vi dicevo, delle alchimie che rendono un progetto di successo rispetto a un altro, oggi vi ho parlato di successi, ma dietro ci sono anche degli insuccessi. Noi abbiamo cercato di esportare la Beach Volley Marathon in Calabria, abbiamo trovato la spiaggia di Sibari, è una spiaggia splendida, abbiamo trovato il villaggio e se mi avessero detto scommetti che, io avrei scommesso che almeno 1000 persone le avrei portate. Tenete presente che in questo momento noi gestiamo circa 100.000 indirizzi profilati legati al mondo della pallavolo. Con privacy permettendo riesco ad arrivare a 100.000 persone dicendo oh, vuoi venire a giocare con noi? Ecco, a Sibari non siamo riusciti, avrei perso la scommessa e quindi perché, quello che dicevo prima, sì, abbiamo una struttura organizzativa, negli anni siamo cresciuti, alle spalle uno staff preparato che segue perché riusciamo a fare tutti questi progetti, in realtà molti di più. Tra l'altro un altro business molto interessante che noi abbiamo sviluppato e c'è da cavalcare, soprattutto ora, tutta la parte welfare aziendale. Noi da 6 anni siamo interlocutori di Luxottica, vi assicuro che è molto interessante per noi, e facciamo per i loro figli dipendenti ogni anno dei camp estivi ricchi di punti di forza, tutti in lingua inglese, ma abbiamo circa quest'anno 740 ragazzi che sono venuti distribuiti in 4 settimane e Luxottica, e non c'è solo Luxottica in Italia, per quello abbiamo fatto un investimento, stiamo sviluppando all'interno del nostro ufficio, stiamo chiamando grosse aziende e ce ne sono in Italia, vi assicuro, va bene che leggete, non le trovate neppure su solo 24 ore, ma ce ne sono con migliaia di dipendenti, con fatturati tutto rispetto, che hanno tutto interesse di dare ai propri dipendenti dei valori in più, quindi per i figli, ma anche lo stesso noi abbiamo organizzato anni fa per la Boston Consulting un evento aziendale, quello è un altro filone davvero molto interessante. Uno perché riesci un po' a dirottarli nelle date che vuoi tu, a meno che perché per noi interessante. La Boston Consulting abbiamo fatto un evento che si è bruciato in un weekend con gente che arrivava da tutto il mondo, oltre 800 persone, davvero molto interessante perché è un interlocutore che è disposto a spendere parecchi soldi, quindi non è una vacanza, un viaggio di istruzione. Quindi sono tutte cose, il mondo dello sport, del turismo sportivo attivo in questo caso qui, vi posso assicurare che noi lo stiamo cavalcando e con grande soddisfazione, ve lo devo dire, con grande lavoro, con grande passione, che non deve mancare mai, e sono convinto che anche la vostra regione, già lo sta facendo, assolutamente. Bibione ha questa, ripeto per la terza volta, congiunzione stale favorevole per noi, ma di cose belle si possono fare in tutta Italia, in questo paese meraviglioso qual è il nostro. Vi ringrazio.